quelli che sono là, lontano da me, venite per favore, venite qua, ci sono, per favore, ragazzi, venite, come on. Anche di questa parte, per favore, voi che siete là, lontano da me, venite vicino. Claudia, dammi una mano Claudia, per favore, invita a tutti a venire. Amen. Com'è bello, che opportunità meravigliosa, un'altra volta nella casa del Signore per lodare e adorare al nostro Dio. Amen. È molto bello cantare al Signore. Il primo brano che faremo è un brano che si chiama La tua Chiesa canta. Non è il gruppo Lode canta, non è Rubinho canta, è La tua Chiesa canta. Io sono sicuro che il Signore quando ascolta la sua Chiesa cantando, io penso che è una roba incredibile, dicendo: oh, i miei figli lodando, adorando la mia Chiesa, lodando il mio nome. E è così che dobbiamo iniziare oggi questo culto di lode, questo culto a Gesù, dicendo: tu sei il nostro Re, regna nei nostri cuori, tu è il regno ed il potere per sempre. Dire che tuo è il regno, tua è la mia vita, tu sei il re della mia vita e della mia storia. Amen. Così subito quando il gruppo inizia dovete cantare insieme. Amen. Amen. Signore, vai. Battiamo le mani. La stella del mattino, la stella del mattino, al re dei re, Signore, la lode va a lui, colui che morì, ma sulla morte trionfò, la lode va a lui. cantiamo Chiesa.
Gloria al Signore. Amen. Questo lo sappiamo già cantare memorizzato. Aprimi gli occhi del cuore, che possiamo chiedere al Signore di aprire i nostri occhi, ma anche per vedere quello che il Signore ci ha preparato. Amen. Questo brano dice: voglio vederti, Signore. Vogliamo vedere la strada, quello che il Signore ha preparato. Vogliamo vedere il Signore, la tua grazia, il tuo amore. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Alleluia. Aprimi gli occhi del cuore, Signore. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, Voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. versa. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Splendere, Santo. Signore. Splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Chiamo Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, voglio vederti. Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 voglio Di nuovo al vederti. Signore. Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 voglio vederti. Voglio vederti. Voglio vederti. Voglio vederti. Amen. Amen. Allora, facciamo un brano nuovo, ok? E questo è un brano che si chiama Nel tuo eterno amore. È un brano che dice: Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. È bello cantare e ricordare proprio della grazia del Signore. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono io arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amore. Così possiamo cantare, faremo adesso e dopo nel momento di offerta faremo di nuovo questo brano, così potete imparare. Ma mentre stiamo cantando, prova già a cantare insieme e
lodare al Signore. Amen. Dare al Signore la tua lode e la tua adorazione. Né ricchezza né onor, niente ha un valor che può separarmi da te.
Alleluia, nel tuo eterno amore, quello che sono, l'arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai, nel tuo eterno amore, nel tuo eterno amore. alleluia. Amen, gloria al Signore. Amen. Adesso è il momento di ricordare una canzone, un brano che abbiamo fatto nel campeggio, quella di quando inizia subito, da tempo che non cantiamo Tu sei la forza, quando cantiamo Tu sei la forza è per ricordare il nostro campeggio, ok? Facciamo? Amen. Tu sei, Signore, la nostra forza, la nostra speranza, sei tutto, Signore, per noi. Grazie Dio, grazie perché Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Amen. Cantiamo o no? Vediamo. Vai. Alleluia. Gloria al Signore. Alleluia. Respira. Possiamo iniziare, vai. Con forza. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. in te Dio. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei mio Dio, non dubito. All'inizio, le donne, proprio, vai. Proprio quando sono qui con te, Non sento niente, vai. vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. Uomini, in te Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato
tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei mio Dio, non dubito. Non possiamo cantare questo brano senza pregare, perché io credo in quello che stiamo cantando. Tu sei la mia forza nella debolezza, sei la mia speranza, sei tutto ciò che ho bisogno, Signore. Io penso che possiamo pregare perché stiamo nella presenza del Signore, stiamo nella presenza dello Spirito Santo, e a volte la nostra vita è una vita difficile, piena di problemi, di difficoltà, la nostra testa lavora senza fermarsi e io devo ogni tanto parlare col Signore e dire: Signore, io riconosco che tu sei tutto che ho bisogno, tu sei la mia forza. Consegnare al Signore il controllo della nostra vita. Possiamo pregare insieme. So che a volte abbiamo un po' di vergogna di pregare con la persona vicina a noi, al nostro fianco, ma vi invito adesso di pregare 2 o 3 persone facendo un piccolo gruppo, così prima di pregare potete chiedere a questa persona: hai qualcosa che devo pregare per te oggi? Hai qualche problema, una difficoltà? Per cosa devo pregare per te oggi? Amen. Mentre facciamo una base qua, potete pregare insieme. Amen. Pregate insieme. Alleluia, Signore. Gesù, tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu, Gesù, sarai con me, io vincerò. Se Gesù, tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu, Gesù, sarai con me, io vincerò comunque. Tu sei la forza
lodando Gesù, ringraziando al Signore. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Potete accomodarvi. Prova, mi si sente bene, mi si sente decentemente. Buonasera a tutti e direi di cominciare con una preghiera. E Signore, noi ti ringraziamo di essere qui questa sera, ti prego Signore che tu possa aprire i nostri cuori, le nostre menti, che noi possiamo ricevere questa parola con un cuore aperto e imparare subito Signore, metterla in pratica e essere ogni giorno sempre più simili a Gesù. Nel tuo nome, Signore, te lo chiedo. Amen. Il tema di questa sera è guadagnare Cristo. Noi partiremo dalla storia di Ruth e capiremo un po' il percorso che deve fare ciascun cristiano. E la storia di Ruth parte da una scelta fatta in un confine. E quindi noi vogliamo partire da ragionare sul tema di guadagnare Cristo. E per capire come guadagnare Cristo dobbiamo capire che attorno a noi c'è una realtà spirituale. Quindi, partendo dalle basi, Dio esiste, Dio c'è, su questo non devono esserci dubbi per il resto del messaggio. Quello che c'è scritto nella Bibbia è vero, ogni cosa che è scritta nella Bibbia è vera, anche quelle che ci piacciono di meno. Per cui è vero anche il combattimento spirituale che esiste intorno a noi, il combattimento spirituale che esiste attorno a te è vero, c'è, Satana esiste, non dimenticate mai questa cosa. E un concetto sbagliato di inferno che spesso abbiamo è che l'inferno è una punizione per quello che noi facciamo. L'inferno è un luogo dove finisce chi è cattivo, chi sbaglia, chi fa qualcosa che non va viene mandato all'inferno. Non è così che funziona, non è così la realtà spirituale dell'inferno. Le persone che finiscono all'inferno ci finiscono per quello che sono, non per quello che fanno. Nel 3° capitolo della lettera dei Romani, Paolo ci spiega che ognuno di noi merita l'inferno. E per dirla in termini biblici, quando tu sei nato peccatore e in un mondo di peccato. Quindi è molto importante capire come funziona la dinamica. Tu non sei un peccatore perché commetti peccati. Tu commetti peccati perché sei un peccatore. Usando una metafora, quando noi nasciamo, quando un essere umano nasce, quando tu nasci come una meravigliosa, bellissima statua fatta di spazzatura puzzolente. E quindi tu puoi passare una vita a migliorarti, a renderti più bello, a cesellarti, a fare opere buone, a cercare di essere la migliore persona possibile. E tu avrai creato un bellissimo Davide di Michelangelo fatto di spazzatura puzzolente. La sostanza dell'uomo, di quello che tu sei, non è cambiata, rimane sempre una statua di spazzatura. E questa è una metafora per spiegare il concetto biblico che nulla di quello che tu puoi fare ti farà meritare la grazia di Dio. Questa è la prima grande cattiva, tra virgolette, notizia di questa sera. Tu non meriti la grazia di Dio e non puoi fare nulla per meritarlo. Quando sei nato, sei nato su una strada già avviata verso l'inferno, una strada già tracciata dalla tua nascita fino all'inferno. Paolo in Romani, capitolo 5, versetto 10, ci dice che quando noi nasciamo siamo nemici di Cristo. Per la nostra natura peccaminosa noi nasciamo come ostili a Cristo. E quindi, sempre usando un'altra metafora, immaginati alla nascita come una fontana di acqua sporca. Non importa quello che tu fai, l'acqua che tu butti fuori è sporca, è imbevibile. Noi vediamo, quindi tornando a dove eravamo partiti dalla storia di Ruth, vediamo Naomi, dopo che ha perso
i suoi 2 figli, prende Ruth e Orpa, le sue 2 nuore, e dice, torniamo in Israele, torniamo nella mia casa. Arrivati sul confine, Naomi dice, io devo tornare nella mia casa, voi però rimanete qui, rimanete in questa terra, questa è casa vostra. E Orpa, sul confine, prende la decisione di girarsi e ritornare nella sua terra. Ruth invece risponde con queste parole meravigliose di capitolo 1 di Ruth, versetti 16 e 17, che leggerò. Ruth rispose, non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove starai tu io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se è altra cosa che la morte mi separerà da te. In questo versetto noi vediamo tutta la differenza. Qua, in queste parole di Ruth, c'è il confine tra il paradiso e l'inferno, tra una vita benedetta nella presenza del Signore e una vita miserabile lontana da Lui. L'unica possibilità che l'uomo ha, che tu hai, è ammettere di essere perso e incapace di salvarti da solo. Tu nasci destinato all'inferno e solo Gesù Cristo ti può salvare. Questa è la verità delle cose, questo è il nucleo del messaggio biblico. Però dopo questa cattiva notizia noi abbiamo la buona notizia, che questa salvezza ci è data come grazia immeritata. Gesù non guarda ai tuoi meriti, non guarda la tua famiglia, non guarda le tue capacità. Gesù guarda a te, guarda a chi tu sei. Il peccato ti ha corrotto quando tu sei venuto al mondo, però questo non toglie la meravigliosa creatura che Dio ha creato facendoti. Tu sei una meravigliosa creatura che Dio ha creato con uno scopo. Ma l'unica strada per vivere questo scopo nella tua vita è attraverso Gesù Cristo. Avere fede che Gesù è esistito, che è morto e risorto per te, che Gesù è Dio e che senza Gesù noi andiamo all'inferno, è l'unico modo per ricevere la grazia di Cristo, la grazia che ci salva. Se tu non credi in Gesù, nella sua esistenza, non credi in ciò che ha detto, non credi in ciò che ha fatto, non credi in ciò che la parola di Dio ha detto, sei ancora sulla strada verso l'inferno. Sei lontano da Dio e sei lontano dalla vita che Dio ha in mente per te. Ruth, nella sua storia, prese una decisione che anche tu, se non hai già preso, sei chiamato a prendere. Lei ha detto a Naomi, il tuo Dio sarà il mio Dio. Se Gesù è il tuo Dio, tu sei salvo, la tua anima è salva e mai, mai più dovrai preoccuparti dell'inferno, perché Gesù ha pagato pienamente per te. E con questo atto, la statua di spazzatura che dicevamo prima è diventata una splendida, pura e perfetta statua di marmo, ma solo Gesù può fare questo. Tu non puoi fare nulla che ti porti da un posto all'altro, solo Gesù può fare quell'azione. Continuando nella storia di Ruth, lei giunse insieme a Naomi in Israele e Naomi era troppo anziana per lavorare e Ruth si offrì di sfamare entrambe. E si legge nel capitolo 2 di Ruth che lei andò a spigolare, cioè lei andava dietro i mietitori, si piegava a terra e raccoglieva il grano che cadeva per terra quando loro mietevano. E dalle parole dei lavoratori che si leggono in quel capitolo, noi capiamo che Ruth passava tutto il giorno a spaccarsi la schiena lavorando per se stessa e per la sua suocera. Tutto il giorno. E quindi questo è per dirti che la vita cristiana non è una vita semplice, è una vita di rinunce, è una vita di fatica, è una vita di sofferenza, di duro lavoro. È una vita in cui non è concesso, tra virgolette, sgarrare. Certo, c'è il perdono dei peccati, ma è una vita in cui noi siamo chiamati alla santificazione, a ogni giorno essere più simili a Cristo, ogni giorno commettere un peccato in meno e fare una buona azione in più. Noi spesso dobbiamo dire no. Tante volte, parlo anche ai ragazzi, quelli più giovani, ci vengono offerte delle cose a cui noi dobbiamo dire no. Sigarette,
alcol, droga, sesso, mentire, barare ad una verifica, tutte queste cose che ci vengono proposte, che sono seducenti, sono belle, sono cose che sembrano avere un'attrattiva, sono tutte cose a cui noi dobbiamo dire no, anche al costo di ma sei così pesante, mamma mia, ma rilassati un attimo, cosa vuoi che sia? Al costo di venire criticati, di venire pressati, noi dobbiamo dire no. E quindi questa sera io sono qui a ricordarti un punto piuttosto scomodo della Bibbia, che è il concetto di sottomissione. Ruth si fece usare in modo potente e magnifico da Dio per la sua fede, perché lei ha avuto fede in Dio e ha rivolto un'affermazione molto potente a Naomi in Ruth capitolo 3 versetto 5, perché Ruth le rispose: farò tutto quello che dici. Io ti chiedo, tu riesci a dire questa frase a Dio? Rivolgerti a Dio in preghiera e dire: Signore, io farò tutto quello che mi dici di fare. È un'affermazione molto potente e questo è la vita cristiana. Prima abbiamo parlato del sacrificio di Cristo, che in un atto unico e che non serve che si ripeta, ti strappa dall'inferno e ti porta in paradiso. Non serve nient'altro. Questo è stato fatto, è già successo, il debito è già pagato. Il tuo dovere ora, una volta che Dio ti ha salvato, è la santificazione, è obbedire ai comandamenti di Dio e vivere secondo la sua parola. E biblicamente è molto chiaro. Abbiamo il libero arbitrio, sì, tu hai il libero arbitrio, puoi scegliere, ma l'uomo non è libero. L'uomo ha un padrone sopra di sé, sempre, in qualunque concetto, in qualunque situazione. E la parola con cui veniamo definiti nella Bibbia è schiavo. Leggiamo i versetti Romani 6, 17 e 18. Ma sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa e, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Servi è un adattamento molto carino, perché in originale la parola è la stessa dello schiavi di prima. E quindi, oltre a nascere nel peccato, tu nasci anche schiavo. L'essere umano nasce schiavo, deve obbedire a un padrone. E la scelta che noi possiamo avere è quale dei due padroni che ci sono nel mondo spirituale noi possiamo seguire. Ne abbiamo uno e ne abbiamo un altro, non ci sono altre scelte. E questi padroni sono ovviamente Dio e Satana. Se tu servi uno, non puoi servire l'altro. E quindi non stiamo parlando di genitori, professori, datori di lavoro. A volte uno pensa di essere il capo di se stesso, pensa di comandare nella sua vita, ma spiritualmente non è così. Se tu non stai servendo Dio, stai servendo Satana. Se quello che tu fai onora Dio, non onora Satana. È una cosa proprio bianco o nero, o fai una cosa o fai l'altra. Quindi è molto importante che tu fai un check della tua vita, tu guardi e ti chiedi se ho una vita passiva o meno. Chiediti, la tua vita è passiva nei confronti di Dio? È una vita da spettatore più che da attore? Se tu vedi che sei più uno spettatore, chiediti il motivo di questo. Dio vuole dei servi, Dio vuole delle persone che siano disposte a lavorare per Lui. E non fraintendermi, quello che sto dicendo non è che, se non entri nella lode o diventi un pastore vai all'inferno. Non è assolutamente questo il messaggio, ma il punto è che Dio ci ha creati per le opere buone che ha precedentemente preparato per noi. Questo è quello che dice nella parola di Dio. Quindi non serve che tu svolga un servizio specifico in chiesa, il punto è essere obbedienti a Dio nella propria vita. Puoi obbedire in classe, a casa, al lavoro, in chiesa, in qualunque luogo. L'importante è che tu ti sottometta a Dio e fai le buone opere che Dio ti comanda di fare. E io ti invito a non accontentarti del passaggio dall'inferno al paradiso, che è una cosa grandissima, è la notizia più bella della storia umana, ma non è tutto lì. Bene, Gesù mi ha salvato, adesso posso tornare a vivere come ero prima perché tanto sono già in paradiso. Non è quello il punto.
Non tornare a servire Satana, non tornare a fare le opere che piacciono a Satana. Vivi come un servo di Dio. Servi Dio nella tua casa, nella tua scuola, nella tua chiesa. Servi Dio sempre, non quando te lo senti. Non è rilevante come ti senti. Tu devi servire quando sei arrabbiato, quando sei triste, quando sei depresso, felice, gioioso, qualunque situazione della tua vita, tu devi servire Dio. Dio vuole questa parola che a noi non piace, Dio vuole sottomissione. A noi piace la libertà, a noi piace fare quello che vogliamo, pensare quello che vogliamo, dire quello che vogliamo, ma Dio vuole sottomissione perché Dio conosce perfettamente come funziona il mondo spirituale. E Lui ci spiega che se non siamo sottomessi a Lui, siamo sottomessi a Satana e non ci sono altre possibilità che queste. Quindi dobbiamo prendere questa decisione tra servire un Padre amorevole che ha dato tutto per noi o servire Satana, che è un bugiardo, che ti odia, che ti vuole morto. E non è così inventato quello che ti sto dicendo, è biblicamente così. E lo vedi, quando scegli Satana e le sue opere, ti conduce ad una vita miserabile, una vita triste, una vita vuota, una vita che ti annulla, mentre Dio ti dà una vita arricchente, una vita che valorizza chi sei e il suo scopo che ha in mente per te. La Bibbia ci chiama ad essere come Cristo e l'opera di salvezza che Cristo ha fatto è stata possibile solo perché quando Cristo era nel Getsemani ha detto: Signore, se puoi allontana da me questo calice, ma non sia fatta la mia volontà ma la tua. Nel momento più pesante e triste e di paura della sua vita, Gesù ha detto: sia fatta la volontà di Dio. Paolo ci dice che noi dobbiamo essere suoi imitatori come lui è imitatore di Cristo e quindi noi dobbiamo prendere le decisioni come Cristo le prenderebbe. Dobbiamo anche noi sottometterci a Dio. Andando nel finale della storia di Ruth, noi vediamo una scena di riscatto. Boaz, l'uomo che alla fine della storia lei sposa, lo si può vedere come un'immagine di Cristo perché lui riscatta Ruth e Naomi. Rispettando la legge del levirato che permetteva di prenderla in sposa, Boaz sposa Ruth e dà loro una vita completamente diversa e dà a Ruth la discendenza che porterà fino a Davide e poi porterà a Gesù. Ma Gesù ha fatto un'opera di riscatto ancora più grande di questa. Mettiamo Romani 6, dai versetti 5 a 11, leggerò tutto perché è molto importante. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una resurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato, e noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui, poiché il suo morire fu un morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Ora vi propongo un esercizio. Io vi dirò una frase e vi invito a ripeterla dopo di me. Io sono morto al peccato. Io sono libero dal peccato. Il vecchio me è stato crocifisso. Adesso basta ripetizioni. Questa è verità biblica. È verità biblica. Gesù è morto per pagare i tuoi peccati. Quando tu credi a Cristo e la sua grazia ti salva, il vecchio te viene inchiodato sulla croce e lì ci muore. Muore insieme a Cristo. E quando Gesù è risorto, con lui è risorto il nuovo te. E il te che è risorto non è una versione plus, una versione migliorata di te, una versione con qualche difetto tolto. È un te redento, è un te completamente nuovo, è un te senza peccato destinato al paradiso. Noi su questa terra siamo chiamati ad essere servi di Dio. La parola è servi, come abbiamo visto noi siamo schiavi di Dio,
Ma questo non vuol dire che siamo senza dignità, anzi, perché sempre in Romani Paolo ci ricorda che noi siamo figli. Tu sei un figlio di Dio e Lui è un Padre amorevole per te e il peccato non ha più alcun potere su di te. In 1 Giovanni, capitolo 5, versetto 18, viene detto: noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccato, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Quanto bella è questa promessa, vedo un po' poco animo. Fai un sospiro di sollievo, voglio sentire l'aria dei sospiri. Sei libero, Cristo ti ha liberato perché tu sia libero. E quindi la condanna appartiene al passato. Chi ha provato senso di colpa in questa settimana? Chi se la sente di dire? Chi prova senso di colpa? E io ti chiedo perché? Sei liberato, sei senza colpa. Tutta la drammatica storia che abbiamo spiegato all'inizio è del passato, non c'è più. Una volta che Cristo ti ha salvato, le tue colpe sono state cancellate, sono sparite. Ma non è che tu puoi vivere una vita esattamente uguale a prima, fregandotene perché le tue colpe sono andate. Tu hai un lavoro giornaliero, ogni giorno. Tu hai ancora la carne, hai ancora una carne peccaminosa. E ti dirò una cosa poco piacevole, il tuo cervello è carne. Alle volte noi abbiamo dei pensieri carnali. Abbiamo il nostro corpo, la nostra mente che rema contro di noi, che rema contro quello che Dio vuole per noi. E tu devi fare una cosa piacevole a questa carne. Ogni giorno la accompagni alla croce e là ce la pianti. Ogni giorno noi dobbiamo crocifiggere la nostra carne. In Romani 12, versetto 1, Paolo ci dice: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Quindi tu devi sacrificare ogni giorno le pulsioni carnali che hai. Senti questo pensiero che non piace a Dio, lo prendi per mano, lo metti sulla croce, lo fai inchiodare e morire lì. Ogni giorno, ogni cosa della tua vita sgradita al Signore deve essere portata sulla croce e su quella croce deve morire. Il vecchio te è morto. La tua carne combatte contro di te, perché alla carne piace ascoltare il diavolo e il mondo. E il tuo lavoro come cristiano è sottometterti ogni giorno a Dio. Devi dire no a quello che tu vuoi, a quello che la tua carne vuole, e devi dire sì a quello che Dio vuole. Ogni giorno devi rinunciare a un comportamento, una frase, un'azione, un pensiero che disonora Dio e devi invece pensare, dire, fare qualcosa che porta onore al Signore. La Bibbia ti dice che ogni giorno devi morire a te stesso, prendere la tua croce e seguire Cristo. So che non è un messaggio piacevole da sentire, non è un messaggio floreale, pieno di consolazioni, ma questa è la verità biblica. Questo processo di santificazione è difficile, ci sono cadute, ci sono passi indietro, ci sono pianti, dolore, rinunce, ma in questo processo tu non sei da solo. Dio non ci chiede di fare l'impossibile, Dio ci chiede di mettersi nelle sue mani, di obbedire a Lui, e quando tu fai quel passo di obbedienza, gli altri 10.000 passi li fa Dio. La maggior parte del lavoro la fa Dio, tu devi semplicemente dire sì Signore, io ti voglio ascoltare. Questa è la santificazione di cui la Bibbia ci parla, il fuoco che ci tempra e che ci rende sempre più simili a Cristo. Ciò che fai, ciò che farai non ti manda in paradiso. Quello è il lavoro di Cristo. Tu non potrai fare nulla che ti manda in paradiso. Quello che tu puoi fare è crocifiggere ogni giorno la tua carne, sottometterti a Dio attraverso l'obbedienza ai Suoi comandamenti. E quindi io ti invito a chiederti: che vita voglio vivere? A quale padrone voglio obbedire? Vuoi una vita ricca, una vita vicina a Dio, una vita benedetta? Allora vuoi una vita di sottomissione, una vita di rinuncia, una vita di obbedienza, che ti darà tante
benedizioni. E se pensi di non avere la forza di fare questo, ricordati quello che ho detto prima, la forza non viene da te ma viene da Dio. Dio vuole la tua obbedienza, il resto della fatica lo fa Lui. E ricordati il passaggio di Filippesi, capitolo 4, versetto 8, che di fronte a Cristo tutto, e sottolineo tutto, è spazzatura. Nulla vale quanto Cristo, perché Paolo scrive: anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. L'obiettivo deve essere guadagnare Cristo, vivere per Cristo. Una vita di fatica, di sottomissione, di scelte difficili, scelte non popolari. Ma questa è la strada per una vita benedetta, questa è la strada che Dio ha pensato per te. E l'alternativa è seguire le strade che Satana ti propone, che sono pensate per portarti alla miseria e al dolore. E quindi voglio concludere lo studio invitandoti, se tu ancora non conosci Cristo, ogni secondo della tua vita è un'occasione buona per accettare Cristo, per accettare che Lui è Dio, come verità, perché è così, è una verità. E per chi già crede in Cristo, io ti invito a prendere la tua carne sotto braccia, accompagnarla alla croce e vedere mentre la crocifiggono, voltare le spalle a quella carne, a prendere la propria croce in spalla, seguire Cristo, imitare Cristo e fare quello che Cristo farebbe. Preghiamo? Signore, il messaggio di questa sera non è un messaggio semplice. Signore, tu ci chiedi di rinunciare a noi stessi, ci chiedi sacrificio, sottomissione, ci chiedi di crocifiggere ciò che vogliamo, cioè i nostri desideri, a volte i nostri sogni, Signore. Tu ci chiedi di ogni giorno vagliarci, vedere se c'è qualcosa che non piace a te e di consegnartelo e di cambiare, Signore, di permettere che tu ci trasformi. Non è semplice, Signore, ma noi sappiamo che tutto questo viene fatto da te. Tu da noi vuoi solo la volontà, Signore. Ti prego se questa sera, se ci sono delle persone che ancora non hanno preso la decisione di averti come loro Dio, che in questo momento, nel nome di Gesù, le loro catene possano essere spezzate e loro possano credere in te, Signore. Possano credere che tu sei Dio, Signore. E se qualcuno in questa stanza già crede che tu sei Dio, io ti prego che tu possa aiutarli nel difficile cammino di crocifiggere la propria carne. Signore, sostienili nel portare la croce e ogni giorno temprali, rendili più simili a te, fa che possano obbedire ogni giorno di più alla tua parola e che possano essere santificati fino a essere immagine di Cristo su questa terra, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amém. Mentre cantiamo, possiamo continuare a lodare al Signore. È un momento di offerta, così faremo di nuovo quello brano che abbiamo cantato e potete venire a consegnare le vostre decime e offerte, ok? Così possiamo lodare il Signore anche con quello che il Signore ci dà. Amen? Separarmi da te, c'è soltanto il tuo amor che riempie il mio cuore di te. Gesù,
che cercai, nel tuo eterno amore, nel tuo eterno amore. Il mio orgoglio ti do in ciò che è nel mio cuore, per offrirti la mia adorazione. Più che fama e potere, ciò che voglio è cercare te. cantiamo Gesù. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono, m'arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai, nel tuo eterno amore, nel tuo eterno amore. Quello che sono, arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai, nel tuo eterno amore, nel tuo eterno amore. alleluia. Signore, ti ringrazio per questa sera, Padre, ti ringrazio per le offerte che sono state date, Signore. Ti ringrazio, se qualcuno ha offerto il tuo cuore a te questa sera, ti ringrazio per la sua vita, Padre. Ti chiedo che tu possa benedirla, Signore. E il camminare con te, Padre, non è semplice essere cristiani in questo mondo, Signore, però tu avevi un proposito, tu hai un proposito, Signore, e sicuramente non ci lasci da parte, Padre. E ti ringrazio perché hai mandato il tuo figlio, Signore, in croce a morire per i nostri peccati, Signore. Ti ringrazio perché quando guardi la nostra vita tu non vedi noi, ma vedi Gesù Cristo, Signore, che è morto sulla croce per noi, Padre. Se non fosse per Lui non avremmo speranze, Signore. E io ti ringrazio per questo immenso sacrificio che hai fatto per noi. Ti ringrazio perché per amore a noi hai fatto tutto questo, Signore. Noi, come ha detto Emanuele prima, non meritiamo nulla di questo, Signore, ma tu l'hai fatto, Padre. E io ti ringrazio perché ci hai dato questa seconda possibilità, Signore. E ti prego per tutte quelle persone che non hanno ancora deciso di seguire te in modo pieno, in modo sicuro, Signore, che loro possano scegliere di farlo, magari anche stasera o magari più avanti, Signore, ma che tu possa prenderti cura delle loro vite, Signore. Prenditi cura di loro, fa sentire loro la tua presenza, Signore. Usa qualsiasi cosa e qualsiasi persona per poter arrivare ai loro cuori, Signore, che loro possano ascoltarti, sentirti, riconoscere che tu sei l'unico Dio, riconoscere che Cristo è l'unica via per la salvezza, Signore. Ti ringrazio per la loro vita perché sei morto anche per loro, Padre, anche se loro magari ti rinnegano, Signore. Ti ringrazio per questo tuo immenso amore, Padre. Nel nome di Gesù ti chiedo tutto questo, Signore. Amen. Prova. Avvisi? Bene. Allora, prima cosa, è stato mandato nel canalone, quello gigante, quello in cui ci siete sostanzialmente tutti, un link compilato da 22 persone. Contatevi, siete più di 22. Quindi chi non ha compilato quel link, per favore lo compili. Se non avete ricevuto nessun link, ditecelo e ve lo mandiamo. Compilate il link, fateci sapere se le date del campeggio vanno bene, perché ci sono
c'è un'altra alternativa di possibilità di date e noi dobbiamo sapere se muoverci o meno, quindi fateci sapere, compilate quel link. Se per qualche motivo non potete dirci subito, nella compilazione del nome ho dato un box lunghissimo, usatelo per il bene, non come Samuel che ne ha abusato, e potete scrivere: io non so se posso, non so quando posso, basta che ci facciate sapere. Buono. Dopodiché, martedì, questo martedì qui a Treviso abbiamo l'incontro di teologia. Giovedì alle 21 c'è l'incontro di preghiera su Discord. Dopodiché partirà entro la fine del mese un corso di omiletica, che è lo studio di come si prepara una predica, come si struttura, come si organizza. Chi è interessato a parlare di Dio pubblicamente o anche solo per curiosità può parlare con il pastor Sandro là in fondo e iscriversi. Dopodiché ricordo che adesso ci dividiamo in gruppi, i preadolescenti dai 12 ai 14 anni avranno il loro gruppo, gli adolescenti dai 15 ai 18 avranno il loro, i giovani dai 19 in su avranno i loro gruppi. Divisi maschi, femmine, secondo la solita organizzazione. Se siete nuove chiedete a uno dei più vecchietti qua dentro e citando